Sentenza in appello per una tangente di 3.000 euro al comune di Campobello di Licata, costata il licenziamento a 2 dipendenti. Per la prima volta in un processo per concussione è stata parte civile un'associazione anti-racket. Il 13 settembre del 2017 i carabinieri hanno arrestato in flagranza del reato di concussione una dipendente dell'ufficio tecnico del comune di Campobello di Licata, Francesco Gioacchino Lamendola, geometra, 53 anni. In stato di arresto anche Giuseppe Nigro, 53 anni, dirigente dell'ufficio ambiente del comune di Campobello di Licata. L'inchiesta fu avviata a seguito della denuncia di 2 imprenditori di Licata, Angelo Incorvaglia e Valerio Peritorre, titolari dell'impresa Omnia SRL, che opera nel settore dello smaltimento dei rifiuti speciali, soprattutto amianto, con sede in contrada Bugiades, alla periferia di Licata. I 2 hanno raccontato di una richiesta di tangente per 3.000 euro da parte di un dipendente del comune di Campobello di Licata, con la complicità di un suo collega, altrimenti avrebbero subito il blocco dei pagamenti per un appalto in corso da parte del comune. È stato organizzato l'incontro trappola. Nei locali dell'impresa Omnia sono state nascoste micro telecamere e cimici. Poi le banconote sono state contrassegnate e fotocopiate. E poi, quando Francesco Gioacchino Lamendola ha incassato i soldi nel luogo concordato, ovvero nella piazzola di sosta innanzi al capannone dell'impresa Omnia, è stato ammanettato. I carabinieri hanno filmato tutto quanto accaduto. Francesco Lamendola ha confessato e ha ammesso di avere ricevuto la tangente per, ha aggiunto, dividerla con il collega Giuseppe Nigro. I titolari delle indagini all'epoca, il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio e il sostituto Carlo Cinque, ribadirono l'appello alle vittime di tali soprusi a denunciare e a collaborare con fiducia, con investigatori e inquirenti. Il 18 gennaio del 2018 al comune di Campobello di Licata, con 2 distinti atti deliberativi della giunta comunale, presieduta dal sindaco Gianni Piccone, sono stati licenziati i 2 dipendenti comunali. Il 28 giugno del 2018, a conclusione del giudizio abbreviato, il Tribunale di Agrigento ha condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione e a 4 anni di interdizione dai pubblici uffici Giuseppe Nigro. Francesco Lamendola patteggia invece la condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione e ad 1 anno di interdizione dai pubblici uffici. Adesso la Corte d'Appello di Palermo ha concesso un minimo sconto di pena a Giuseppe Nigro e, anziché confermare la condanna inflitta in primo grado a 4 anni e 8 mesi, lo ha condannato a 4 anni di carcere. Per la prima volta nella provincia agrigentina ad un processo per concussione è stata ammessa e si è costituita parte civile un'associazione antiracket, la FAI Associazione Antiracket Sicilia, coordinata dal cavaliere Renzo Caponetti, che ha spiegato: l'ammissione della nostra Costituzione come parte civile in un procedimento per concussione rivoluziona il quadro normativo relativo alla costituzione di parte civile delle associazioni antiracket per reati diversi da quelli estorsivi e di usura. Tra i fini prioritari della FAI Associazione Antiracket Sicilia vi è la tutela del diritto al libero esercizio dell'iniziativa economica privata, garantito dall'articolo 41 della Costituzione e da numerose altre disposizioni legislative, che quindi come diritto soggettivo è suscettibile di lesione e di conseguente risarcimento. L'associazione antiracket ha subito un danno non patrimoniale, risarcibile ex articolo 2059 del Codice Civile, atteso che il reato di concussione commesso da un pubblico ufficiale di per sé costituisce un attentato alla libertà commerciale ed imprenditoriale. Quindi perché non fare questo lavoro anche nelle altre province?